Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla vostra pillola quotidiana del Marietto veneziano. Grazie di essere qui e oggi vediamo bene un nuovo circuito radionico, scusate. È improntato questo circuito sul rafforzare, rinforzare, equilibrare le vibrazioni del cuore, sì, perché abbiamo ricevuto parecchie telefonate, parecchie mail, parecchie chat private che ci chiedevano di dare un aiuto anche alle persone che effettivamente hanno qualche problema a livello vibrazionale del cuore. Chiaro che questo circuito non vuole sostituire pareri medici, diagnosi mediche, ma vuole solamente aiutare chi si trova in questo momento con magari qualche piccolo pecca a livello vibrazionale nel settore del cuore e anche del chakra, che magari è un pochettino deboluccio. Quindi oggi il vostro Marietto vi farà vedere come poter sfruttare questo circuito radionico. Ripeto, tutti questi circuiti devono anche essere sempre seguiti da una sana alimentazione e da anche degli alimenti vitaminici, delle proteine, insomma degli alimenti in cui vi ho anche spiegato in un'altra pillola quali sono miele, erbe, MSM, vitamina C, melatonina e quant'altro, perché danno sempre un supporto a questi circuiti, perché i circuiti da soli fanno qualcosa ma non possono far tutto e quindi devono essere anche sempre aiutati con una sana alimentazione e anche delle belle camminate in posti dove si può ossigenare bene anche il corpo eterico e astrale, perché voi sapete che respirando noi rinforziamo e diamo energia al nostro corpo eterico astrale e anche con le meditazioni che vi ho spiegato nelle altre pillole. Bene, e adesso iniziamo questa piccola pillola in modo molto succinto. Allora, prima di tutto prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, che voi sapete che si può scaricare gratuitamente dal sito ilcapitano.altervista.org o nel gruppo di Facebook di Legarde e Marietto Veneziano. Vedete? Lo prendete, mettete il vostro testimone o il testimone di cui volete donare questa operazione, questo lavoro radionico, vibrazionale, e prendete il pendolino e col pendolino chiedete se questo circuito va bene per aiutare questo soggetto a livello vibrazionale e voi vedete che il circuito dice, il quadrante dice di sì e il pendolino va verso il sì. Vedete? Allora siamo sicuri che questo quadrante, cioè il quadrante dice sì e il circuito sicuramente darà una mano. Bene, fermato questo, prendiamo il prossimo quadrante e chiediamo per quante ore questo quadrante deve lavorare per il nostro testimone. Quindi mettiamo nel cerchietto il nostro testimone, col pendolino chiediamo per quante ore possiamo lasciare dentro il circuito radionico il nostro testimone. E vedete che in questo caso ci dice più o meno 6 ore. Quindi noi lasceremo per 6 ore il nostro testimone nel circuito radionico per equilibrare le energie vibrazionali del cuore e il chakra. Bene, ci fermiamo. Vi ricordo che sempre questi circuiti e quadranti radiostesici per valutare si possono trovare gratuitamente nel sito ilcapitano.altervista.org e prendiamo un altro quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento, che vi ripeto non vuole sostituire diagnosi mediche e trattamenti medici, ma solamente essere un supporto vibrazionale. Quindi lo prendiamo, mettiamo sempre nel palino il testimone su cui vogliamo dare le nostre energie vibrazionali del circuito e chiediamo se questo lavoro andrà a buon fine o avrà dei problemi. E vediamo che sarà molto favorevole, vedete? Quindi appurato questo siamo sicuri che col quadrante radiostesico per la valutazione e trattamento il lavoro radionico sarà propositivo.
Quindi ci fermiamo, cambiamo quadrante e prendiamo il nostro nuovo circuito radionico. Vedete? È una novità. L'ha studiato Hildegarda e Marietto Veneziano per voi. E analizziamolo bene. In alto vediamo che abbiamo il cerchietto colon vibrazionale, che è il suono primordiale del cosmo. Poi vediamo che è circondato da una protezione con un disimpregnatore, così che questo circuito sarà sempre a livello vibrazionale al top e pulito. Abbiamo i 9 cerchietti che espandono le informazioni contenute nel centro, e nel centro abbiamo il simbolo del chakra del cuore con dei numerini, che sono dei numerini cosmici studiati dal vostro Marietto Veneziano, per poter portare un sostegno al cuore, aiutare il sistema circolatorio in ordine, riportare il sistema circolatorio in ordine, vibrazione dell'arnica per le ginocchia, perché voi dovete sapere che quando si incomincia ad avere problemi ai ginocchi, di conseguenza anche il cuore di riflesso ha questo problema. Quindi ho messo dentro dei numeri cosmici che rappresentano l'arnica. Poi vibrazione, migliorare la vibrazione dell'acido salicico per il cuore, cioè praticamente la base dell'aspirina, che vi possa aiutare a livello vibrazionale per tenere sempre il cuore in forma. Quindi troviamo 4 numeri cosmici qui in questo circuito, insieme al simbolo del chakra, che vi aiuteranno a tenere il cuore a livello vibrazionale in ordine. Quindi cosa facciamo? Mettiamo il nostro testimone in centro, che potrebbe essere la fotografia, un capello, un pezzo di unghia o della saliva su un cotone. Prendiamo il nostro pendolino e aggreghiamo il circuito col testimone. I giri devono essere almeno 21, ma se si può lo si fa girare fin quando si ferma il pendolino. Bene, adesso mi fermo perché è solamente una dimostrazione didattica del circuito radionico. Adesso mi fermo. Quindi voi cosa fate? Prendete questo lavoro, questa struttura, e lo appoggiate in un posto sicuro, tipo sopra un armadio, sopra un tavolo, dentro un cassetto, e lo lasciate lavorare per 6 ore. Dopo le 6 ore dovete togliere il testimone da questa macchina vibrazionale. Una cosa molto importante che dovete sapere, che non è che voi potete aumentare i bovis. Voi avete dei bovis naturali, no? Che ve li ha dati praticamente il vostro karma, e potete mantenerli anche con questo circuito, ma aumentarli non si possono, perché vanno di pari passi con il karma, e quindi se voi fate delle buone azioni automaticamente i bovis salgono. Se voi fate delle azioni non buone, diciamo così, per il vostro karma, automaticamente i bovis in automatico scendono con voi. Quindi voi potreste in teoria alzare i bovis, ma vi brucereste se aveste un karma che non va bene. Quindi, signore e signori, vi do un consiglio: cercate sempre invece di riequilibrare già i bovis che avete, di mantenerli, e poi adagio adagio, con buoni lavori di meditazione e di consapevolezza, si possono aumentare. Ma nella vita, se si riesce a alzare di 100 bovis il proprio piano vibrazionale, questo si può definire già un buon lavoro. Bene, cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa pillola. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti nel canale del Marietto Veneziano e di Hildegarda, di farlo, e di venirci a trovare nei gruppi di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!